cose si possono dire in tanti modi, non solo sempre anche intensamente, con la passione, con la sofferenza, a volte anche con la leggerezza. E con una certa leggerezza la canzone che vi presento adesso, che mi diverte ogni volta che la faccio, è molto particolare. E innanzitutto è una canzone, possiamo dire, popolare, folk, perché è quasi tutta in un dialetto e siamo andati a pescare a Napoli. È una canzone che parla però sì di abbandono e in maniera leggermente diversa. Il protagonista si chiama Isaia e, fiero della sua compagna Zazà, ama andare in giro sempre con lei, portandosela a braccetto. E a un certo punto però succederà qualcosa, perché siamo nel pieno della festa di San Gennaro, la festa più importante che è stata anche pochi giorni fa, e nella confusione dalla gente che passa sotto, sopra, un casino diremmo noi, a un certo punto lui non trova più Zazà, non è più attaccata a lui e comincia a preoccuparsi e dire: dov'è? Dove sta Zazà? Come fa Zazà senza di me, senza Isaia? E allora quello che ogni tanto mi viene in mente, ma non è che invece Zazà ne ha approfittato di quella confusione per decidere di scappare, di andarsene perché non ne poteva più? Ma chi lo sa? Sta di fatto che la canzone è bellissima, ha avuto 2 versioni importanti. La prima negli anni 40, cantata da un attore, Nino Taranto, e poi una versione invece da una cantante di Roma, Gabriella Ferri. L'ha interpretata in maniera molto più profonda, disperata, questo abbandono, questa disperazione la si sente. Io ne ho fatto una versione che una è un po' dell'altra, che finisce, diciamo, come sanno sempre arrangiarsi in certi posti. Infatti lui alla fine, quando capirà che Zazà non la può più trovare, dice: beh, datemi pure sua sorella, tanto è bella anche quella. E quindi immergiamoci dentro alla festa di San Gennaro, in piena Napoli, in festa. Era la festa di San Gennaro, quanta folla per la via, con Zazà compagna mia, me ne andavo a passeggiare. C'era la banda di Pignataro che suonava al Parsifallo, il maestro sul piedistallo ci faceva deliziare. Nel momento culminante del finale travolgente, in mezzo a tutta quella gente se fumarono a Zazà. Dove sta Zazà? Uè Madonna mia, come fa Zazà senza Isaia? Pare Zazà che t'ho perduto, ahimè, che ha trovato Zazà che m'ha portasse a me. Chiamala a trovare, su facimmo impresso, chiamala a trovare, con la banda in testa. Uè Zazà, uè Zazà, uè Zazà, tutti quanti a mastrilla. Isaia stacca, Isaia stacca, Isaia stacca. Za 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 e l'anno dopo ci riprova. Era la festa di San Gennaro, quante fione, cante e suon, bancarelle, procession, chi se può dimentica? C'era la banda di Pignataro, centinaia di bancarelle, di torrone e di nocelle, ce faceva deliziare. Come allora quel via vai ritornò per quella via, e ritornò pure Isaia, sempre in cerca di Zazà. Dove sta Zazà? Uè Madonna mia,
tamerozza za, tamerozza za, tamerozza za. Za 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 E passiamo da Napoli